tua radio. Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio e buon ascolto a tutte le signorine e a tutti i signorini della trasmissione dello Spazio Più del SINAP del venerdì pomeriggio. Sono Mimmo Magnette, sono orfano, praticamente sono abbandonato. Ci sta il co-conduttore Antonio Fellone che non so dov'è, ma dice che a breve si collega. A proposito, mi chiami lo sparacazzate per favore? Grazie. Ecco, cioè appunto sono qua soletto in studio in via Bellerio a condurre questa trasmissione, appunto parla di lavoratori, ma di lavoratori di un settore molto particolare, cioè i lavoratori della galera. Io, Mimo Magnetta, sono quello che ha dato per la prima voce in questa radio, dato che per la prima volta in questa radio il microfono, la voce a questa categoria di lavoratori che sono sempre stati un po' bistrattati. Sono circa 8 anni che appunto conduciamo questa trasmissione e parliamo appunto di tutto quello che accade negli istituti penitenziari italiani, che appunto ogni giorno ne hanno sempre qualcuna di nuove da raccontare. E quando appena ci metteremo in collegamento con uno dei due ci forniranno le ultime novità. Vabbè, vuol dire che appunto è ancora al lavoro. Appena lo liberano, proveremo a ricontattarlo ancora. Invece, appunto, Antonio Fellone, che è il secondo co-conduttore di questa trasmissione, che è, pensate un po' bene, oltre che essere un poliziotto penitenziario, lui è diventato anche l'assistente del sottosegretario della giustizia Andrea Ostellari e del capo dipartimento per quanto riguarda le prigioni italiane della Lega. E perciò abbiamo, quando noi appunto facciamo questa trasmissione, abbiamo proprio un'intera, proprio una visione a 360 gradi di quello che sono le prigioni italiane, di quello che sono le problematiche di chi nelle prigioni italiane ci lavora. E ci lavorano per davvero, perché appunto uno sta proprio in prima linea, Federico. Antonio appunto è passato ai livelli più alti, quelli del Ministero, e poi anche di quello che sono i dipartimenti della Lega. Insomma, comunque appunto è gente che la prigione la conosce per davvero, c'è stato veramente, sa quali sono tutte le varie problematiche, e non è come alcuni altri che invece praticamente la prigione l'hanno vista solamente dall'esterno, o forse al limite proprio dalla portineria, entrando in portineria, rimanendo appunto in quello che è l'ambiente separato dalla galera vera e propria. Ci sono appunto persone che pubblicano quotidianamente post su Facebook, su YouTube, oppure vengono intervistati continuamente da certi giornali. Per esempio l'Avvenire, c'è uno in particolare, un quotidiano in particolare che dà molto spazio appunto a chi lavora lì in prigione. Però ecco, i giornalisti dell'Avvenire, quelli che intervistano appunto queste persone, non sanno che forse quelli che loro intervistano saranno stati forse proprio proprio nelle vicinanze di una galera. Cioè, io ho conosciuto un sacco di gente, di lavoratori delle prigioni, che hanno un unico problema, anzi un grande problema, che è quello che hanno paura di confrontarsi con quelli che sono i diretti interessati, che appunto le persone, i loro utenti in pratica. Io ho conosciuto tanti agenti della polizia penitenziaria, grazie appunto a questa trasmissione che conduco assieme agli altri miei co-conduttori da diversi anni. Ne ho conosciuti tanti, ecco, in tanti di questi ho riscontrato questa particolarità. Sono agenti della polizia penitenziaria, appartengono al corpo della polizia penitenziaria, ma hanno paura di entrare nelle galere, hanno paura di oltrepassare quello che è il cancello proprio vero, che è quello che li porta proprio all'interno delle prigioni, all'interno delle sezioni, e li porta in collegamento con quelli che sono appunto le persone che loro dovrebbero appunto custodire.
redimere, insomma. E dico, se uno ha paura di, o comunque non ha la capacità di relazionarsi con quelli che sono eh, i loro diretti utenti, secondo me è sbagliato lavoro. Ecco, ci sono tante di queste persone che soffrono di questa patologia, perché appunto chi va a fare un certo lavoro però ha paura di avere a che fare con la gente con cui si deve confrontare, secondo me ha sbagliato lavoro, avrebbe dovuto scegliere qualche altro ramo. In fondo viviamo in un mondo in cui ci sono tante possibilità, però appunto forse penso che appunto abbiano scelto le prigioni perché forse gli viene più semplice, perché appunto se dovessero invece, almeno una volta era così, almeno io ero convinto che appunto dice, piuttosto che fare il poliziotto penitenziario vado a fare il carabiniere, il poliziotto, non so, il finanziere, no? Mi sembrava una professione più libera, no? Ecco, tanti appunto invece sceglievano di fare questo mestiere, quello appunto della polizia penitenziaria, perché in fondo si trattava di fare un lavoro in cui tu dovevi solo custodire certe persone, cioè quelli che commettevano i reati. E invece appunto oggi è cambiato. Cosa succede? Che una volta forse il lavoro dell'agente di custodia, perché una volta si chiamavano agenti di custodia, è un lavoro per certi versi più tranquillo, perché c'erano certe categorie di detenuti, c'era una certa categoria, c'era un certo tipo di criminalità, per cui forse la criminalità, ok, ecco, forse appunto la criminalità appunto da allora era una criminalità più attenta, più accorta a quelle che erano le leggi, le regole che doveva subire, che doveva appunto rispettare quando finiva in prigione. E oggi invece le galere italiane sono piene di un sacco di matti, di un sacco di gente scappata di casa, anzi a dire il vero tanta gente, la maggior parte della gente che popola le prigioni italiane è scappata proprio da un altro continente. Noi ci ritroviamo appunto ad essere invasi anche nelle prigioni, anche i poveri detenuti italiani sono costretti a subire quello che è un'invasione di massa, data appunto da questa gente che arriva da oltremare, una volta si diceva dall'altra parte del Mediterraneo, ma arrivano appunto tanti anche, arrivano anche, arrivano anche da oltreoceano. Eh, e perciò appunto questi lavoratori appunto della polizia penitenziaria si ritrovano a dover gestire una marea di matti scatenati. Buongiorno Antonio, ti sto vedendo adesso, quanto sei bello. E, eh, mm. Pronta. Oggi ne abbiamo due di registi, una bella ragazza e il solito Lorenzo, beata lui che ha una marea di capelli. No. Medius quam deficit. Meglio abbondare quando è è vero. Meglio due, poi sono comunque tutti e due molto bravi, li vedo tutti belli indaffarati, attenti. Conosceremo sicuramente venerdì prossimo, che cercherò di stare lì di presenza, così Okay. avrò il modo di conoscere la nuova regista, no? Visto che Sì. fino ad oggi solo uomini. Quando sono donne ci sei tu. Quando me, grazie, sei un amico, Mimmo. Scherzo. Scherzo. Sei stato anche sfortunato, perché se venivi oggi ti mangiavi pure una bella matriciana e ti bevevi un vino buonissimo, hai capito? Potevi avvisarmi, ma come tu ben sai, io sono arrivato stanotte da Roma, quindi la mattinata l'ho dedicata a vari impegni e incontri che avevo qui su Brescia. Poi sono stato un attimo nella mia casa, che è la casa circondariale di Brescia, quindi io devo stare sempre vicino ai colleghi, a disposizione dei colleghi, perché una persona che si dedica a questo, ci mette passione, deve dare sempre e comunque delle risposte, a prescindere dal quesito, ma le risposte vanno date. Antonio Fellone, io penso che tu dovresti essere preso a bastonate da qualcuno, perché hai parlato di tutti, hai detto che cioè, appunto tu sei stato nella tua casa, ma la casa circondariale di Canton Mombello, però non hai fatto un minimo riferimento a tua moglie e a tua figlia. Oh, tu c'hai anche una famiglia, c'è pure la casa tua, insomma. E calcola che se tu sei in giro a fare tutto quello che riesci a fare, devi ringraziare loro. E perciò le devi sempre citare prima. Il mio passaggio non è ancora terminato, a parte che a loro le ho viste ieri sera e per me sono
cosa più importante, poi il resto viene dopo. Le ho viste ieri sera e le ho viste stamattina, però io credo che sono due cose completamente diverse. Quello è famiglia ed è via. Noi qua parliamo di lavoro, quindi di conseguenza se tu mi parli di casa, qual è la mia casa a livello lavorativo, è stata e sarà sempre comunque la casa circondariale di Brescia, quindi il senso era quello. È ovvio che casa mia e mia moglie e mia figlia ci mancherebbe altro, anzi, grazie a loro, no, comunque voglio dire che riesco a fare tutto quello che faccio. Io stavo dicendo che siete anche fortunati comunque tante volte a ritornare a casa, perché appunto con tutta la tipologia di detenuti che ormai avete, praticamente uno sa che entra in prigione per lavorare, ma non sa se riesce a tornare integro a casa o no. Assolutamente Mimmo, perché non tutti sanno che ormai le carceri italiane non sono più le carceri di una volta, perché all'interno prima trovavi, fino a qualche anno fa, 10 anni fa, trovavi la maggior parte dei detenuti che comunque avevano fatto del proprio stile il delinquere, il loro stile di vita, il delinquere, persone che comunque sapevano cos'era la galera, rispettavano quelle che erano le regole e tutto, e trovi veramente pochissimi scappati di casa. Oggi all'interno delle carceri, delle prigioni, noi ci troviamo a stragrande maggioranza di detenuti stranieri. E non lo dico perché sono razzista, il detenuto straniero è più difficile gestirlo. Soprattutto se noi parliamo di detenuti che provengono dal Maghreb, quindi i magrebini, ma gli africani in particolare, hanno un modus operandi completamente sbagliato, non avvezzo al rispetto delle regole, non riconoscono l'istituzione, non riconoscono lo Stato, non riconoscono il nostro paese. Quindi di conseguenza tu fai una fatica abnorme e tanti di questi purtroppo ai noi hanno il cervello bruciato da tutte queste sostanze che purtroppo stanno girando e di conseguenza non sono persone lucide. Prima tu una tipologia di detenuti simili li potevi gestire all'interno degli OPG, ospedali psichiatrici giudiziari. Poi come ben sappiamo, grazie a qualche solone, gli ospedali psichiatrici giudiziari sono stati chiusi. Tu dici perché mi parli di gestione con gli ospedali psichiatrici giudiziari? Semplicemente perché all'interno di quelle strutture vi era una presenza costante comunque di tutti i medici specializzati e di operatori sociosanitari per l'assistenza di persone malate, perché qua noi ci troviamo a parlare di persone malate. E oggi quelle persone se le deve gestire il povero poliziotto penitenziario di turno, perché se noi ci dobbiamo confrontare con un detenuto normale, a prescindere dall'appartenenza, media sicurezza, alta sicurezza, 41 bis, tu fai il tuo lavoro, i miei colleghi sono estremamente professionali e riesci comunque a risolvere qualsiasi tipo di problema che ti viene posto. Quando tu ti confronti con persone che a prescindere, il loro problema non è che tu gli dia una risposta giusta, il loro intento è fare casino a prescindere da quello che è da quella che è la problematica denunciata o meno. Fanno casino a prescindere, quindi fai una fatica abnorme, no? A gestire certe dinamiche. E se non andiamo a vedere il 90% delle aggressioni al personale, degli eventi critici, è causato da questa tipologia di persone. Quindi un intervento andrebbe fatto per questa tipologia di persone col cervello bruciato. E poi ci sono tantissimi detenuti, ripeto, provenienti dal Maghreb o dall'Africa in particolare, che non ne frega niente delle regole, non gliene frega proprio nulla. L'abbiamo parlato alla trasmissione scorsa, o 2 trasmissioni fa, adesso non ricordo. Basta guardare alcuni video dei fatti accaduti a Milano, dove in piazza persone libere, non detenuti, libere, urlavano contro le forze di polizia, dicevano di tutto, contro il nostro paese, contro l'Italia. E di cosa stiamo parlando? Immaginate queste persone detenute col cervello leggermente bruciato dalle attuali sostanze stupefacenti. Ragazzi, e questi si devono gestire i miei colleghi. E non è facile. Non sono laureati in psichiatria oltre che in psicologia? Assolutamente no.
Senti un po', ma vabbè, allora voi praticamente dovete curare queste persone qua, anche se invece le dovreste solamente custodire, invece le dovete anche curare. Ma quanti stipendi vi danno? Perdonami, non è una questione di curare, perché qua nessuno di noi credo che sia pagato per curare i detenuti. Noi, il nostro dovere è quello di vigilare e garantire la sicurezza all'esterno degli istituti penitenziari. E che secondo me deve essere fatto uno studio approfondito su quella che è la reale problematica degli istituti penitenziari. E la reale problematica degli istituti penitenziari non te lo dico io perché io sono uno che conosce, sono uno studioso o altro. Io, come ben sai, fino a 2 anni fa frequentavo nel quotidiano Le Patrie Galere perché ero in servizio. Forse uno dei pochi segretari generali anomali che erano in servizio. Perfetto. E conosco, le ho vissute in prima persona, quindi so cosa significa gestire una sezione, so all'interno della sezione cosa trovi o cosa non trovi. Anzi, quando io ero ancora in servizio non c'era ancora la circolare voluta poi dal sottosegretario Ostellari, la chiusura dei detenuti di media sicurezza, che in tantissimi istituti con l'applicazione di questa nuova circolare gli eventi critici si sono dimezzati, se non addirittura azzerati, perché un conto è avere i detenuti aperti nelle sezioni, ripeto per chi non lo sapesse, fino a 2 anni fa i detenuti del media sicurezza erano tutti aperti, quindi pascolavano, tra virgolette, nei reparti, nelle sezioni, e tu, agente, stavi da solo e a controllare una situazione del genere non era mica tanto facile. E a pagare dazio poi erano anche i detenuti più deboli, perché ovviamente il detenuto più forte, come posso dire, minacciava e aggrediva anche il detenuto più debole. Rubava, perché spesso capitava che c'erano segnalati furti di sigarette o di qualsiasi altra roba da altre celle. Con l'avvento del sottosegretario Ostellari, con la nomina, la nomina, con la delega, perché poi ha ricevuto le deleghe e di conseguenza ha potuto lavorare. Una delle prime cose che sono state fatte è quella della circolare sulla chiusura della media sicurezza. E ripeto, negli istituti che hanno applicato regolarmente questa circolare, perché ci sono anche i furbetti del quartierino che non la applicano, negli istituti dove è stata applicata questa circolare, gli eventi critici, come dicevo prima, si sono azzerati quasi. in tanti casi anche azzerati. Zerati è un po' difficile perché, ripeto, noi purtroppo lavoriamo in un carcere, in banca, quindi purtroppo abbiamo a che fare con persone che delinquono e hanno un loro modo di pensare, e come dicevo prima con persone malate, perché ripeto, con tanti detenuti tu non ci puoi ragionare, perché tu puoi fare 3.000 cose e fargli capire che quello gli spetta, quello non gli spetta, lì comunque hai provato, l'istanza non decidi tu ma decide un magistrato di sorveglianza o decide l'autorità dirigente. Cioè sono tante di quelle cose che se tu le spieghi a un detenuto normale, magari spesso ti dicono anche grazie per l'interessamento, ma quando tu ti confronti con questa tipologia di detenuti che, ripeto, come dicevo prima, non avvezza al rispetto delle regole, strafottente, maleducata, incurante, violenta, accade spesso che a pagare dazio poi quel povero collega di turno che si trova lì a cercare di colloquiare con persone che tutto fanno tranne che colloquiare. Sì, anche perché praticamente non hanno nulla da perdere questi. Antonio, ci sei? Sì, ci sono, assolutamente, non hanno nulla da perdere. In tanti di questi non hanno nulla da perdere. Anzi, forse stando in prigione hanno più da guadagnare, perché appunto hanno un tetto, hanno anche un letto, mangiano e a volte alcuni lavorano pure. Tanti di questi, parliamoci chiaro, tanti di questi all'esterno non hanno nulla. Quindi che tu gli vai a fare rapporto disciplinare o si pigliano una denuncia o altro e perdono, ricordiamo che ogni detenuto ha diritto a 45 giorni ogni semestre di liberazione anticipata, quindi su 1 anno di detenzione puoi scaricare 3 mesi per buona condotta, ma tanti di questi non gliene frega nulla, perché possono pure perdere i 45 giorni, tanto stanno in carcere, a mangiare mangiano, a dormire dormono, al caldo stanno al caldo, quindi figurati quanto gliene frega a loro dei 45 giorni. Questo è un qualcosa che può funzionare per chi ha interessi, per chi ha una vita, per chi ha qualcuno all'esterno che li aspetta, ma per gente che non ha nulla,
il rapporto disciplinare, la denuncia, lascia il tempo che trova perché non gliene frega niente. E questo provoca, Antonio, raccontiamolo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, che questo menefreghismo da parte del detenuto provoca appunto anche tante aggressioni nei vostri confronti, provoca aggressioni che tante volte vi fanno finire in ospedale, vi fanno fare cause di servizio, e ti volevo portare su questo argomento qua. Allora, ho letto che appunto con il decreto del Presidente della Repubblica è stato istituito i medici della Polizia Penitenziaria, ma ecco, questi, spieghiamolo alle nostre ascoltatrici, servono appunto per certificare quello che appunto è diciamo i problemi di salute che appunto voi altri potete subire nel corso del vostro lavoro, non invece per curare i detenuti o anche loro. No, non serve a questo, altrimenti facciamo solo confusione. La carriera dei medici è un passaggio molto importante, perché l'unico corpo che non aveva la carriera dei medici, dei ruoli tecnici, quindi dei medici all'interno del corpo, era proprio la Polizia Penitenziaria. Questo nuovo governo comunque l'ha prevista. Finalmente è stato pubblicato il decreto l'altro giorno, il decreto e il regolamento l'altro giorno in Gazzetta Ufficiale. Cosa porta questo? Porta comunque una celerità per i concorsi, perché oggi per un concorso in polizia penitenziaria ti devi affidare a medici esterni, invece tu avrai a disposizione i medici del tuo corpo, ospedali militari, tutte queste cose qua, verrà tutto canalizzato con i medici del corpo di polizia penitenziaria, quindi ci sarà un'accelerata su varie pratiche che ad oggi veramente, siccome sono tante, sono ingolfate e ti devi affidare a enti esterni, invece con la figura del medico del corpo puoi certamente portare avanti un lavoro in autonomia. Antonio, una domanda, scusa l'interruzione, ma allora il 10 gennaio appunto il Ministro della Giustizia ha decretato un nuovo concorso per 3.246 allievi agenti, ma questi passeranno sotto questi medici o dovranno invece, o saranno legati ancora ai vecchi medici degli ospedali militari? Si riuscirà appunto a far... Io credo che no, perché comunque questo nuovo concorso, e bisogna sottolinearlo questo, perché soprattutto gli appartenenti al corpo tanti numeri non li hanno mai visti, almeno io parlo per me che sono in polizia penitenziaria dal 2001 e in 24 anni non ho mai visto tutte queste assunzioni, ma magari. Io voglio ricordare che a inizi di febbraio termina il corso, verranno immessi in servizio 1.100 allievi che stanno terminando il corso di formazione. Voglio ricordare che entro il 31 marzo termina la fase concorsuale per l'assunzione di altre 3.000 unità che partiranno a breve, faranno il corso, entro metà anno saranno immessi in servizio. Voglio dire che, come dicevi tu prima, è stato pubblicato l'altro giorno un ulteriore concorso assunzionale di 3.262 3.246, ho letto dei soliti ben informati, quelli che però in galera non c'entrano. 3.246 unità di polizia penitenziaria che inizieranno la fase concorsuale a breve. Antonio, fermo là, siamo giunti alla metà della nostra trasmissione, dobbiamo dare spazio alla pubblicità. Rimanete con noi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Rieccoci sempre su Radio Libertà, lo spazio più in collaborazione col SINAP, col Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. In co-conduzione c'ho il mitico Antonio Fellone, che oltre ad essere un appartenente alla Polizia Penitenziaria è il segretario generale aggiunto del SINAP e l'assistente del sottosegretario di giustizia Andrea Ostellari, e nonché capo dipartimento per le prigioni per la Lega, giusto Antonio? Beh, sì, sono consulente collaboratore del sottosegretario Ostellari e capo dipartimento per le carceri e polizia penitenziaria della Lega, nonché segretario generale aggiunto del SINAP. Stavamo parlando di tutte le assunzioni che tu hai detto non avevi mai visto così tante assunzioni in una botta sola. Cioè, in un anno ci saranno missioni in servizio, ragazzi, in un anno, quindi si prevede per il 2025, sicuro ci saranno in missioni di 1100 più 3000, quindi 4100. Poi il concorso che è uscito l'altro giorno è alla mano, se non ci saranno in missione fine anno, al massimo sarà inizio del 2026, comunque in un anno e qualche mese ci saranno in missione di circa 7000 unità. Io 7000 unità, forse da quando sono arruolato le ho viste in 10 anni. Fermo là, mo ti voglio chiedere una cosa, ma quante femmine ci sono? Perché io ho letto nei giorni passati qualcuno che polemizzava sul fatto che c'erano poche femmine, ma poche femmine a fronte di quanti maschi invece uno dovrebbe, diciamo, custodire, perché poi mi diceva un tuo collega, diceva qua vogliono mettere più femmine, ma se poi le femmine nei reparti, appunto in galera ci sono la maggior parte uomini e le femmine non ci possono andare, che senso ha? No, Mimmo, non è così, No? perché partiamo dal posto che comunque ci sono istituti maschili e istituti femminili. All'interno dei reparti femminili c'è una circolare del DAP che è chiara e disciplina l'utilizzo del personale femminile. La donna, l'unico posto di servizio che non può montare è il reparto detentivo maschile e non può fare ovviamente perquisizioni agli uomini, e viceversa l'uomo non può montare nel reparto detentivo femminile e ovviamente non può fare perquisizioni alle detenute. Però siccome che nel nostro corpo pullulano le donne, ultimamente c'è stata un'assunzione, sono in surplus rispetto alla previsione, sono molto di più, perché comunque lo prevede la norma, lo prevedono i concorsi, che una liquida comunque va riservato alle donne. E di conseguenza, facendo una fase assunzionale, facendo un concorso, tu non puoi includere le donne, assolutamente. Però oggi il numero delle donne nel nostro corpo è altissimo, rispetto addirittura anche al previsto. Ma non è così come dicevi tu, perché se una donna viene impiegata in qualsiasi posto di servizio del reparto, può assolutamente prestare servizio, tranne, ripeto, nei reparti detentivi. È una circolare del DAP, credo, di 3 o 4 giorni fa. Ripeto, ci sono tantissimi altri posti di servizio, ma ci sono tantissime cariche fisse, ci sono comunque altre specialità del corpo che comunque si lavora all'esterno, ma magari ben vengano le donne, perché comunque sono unità che puoi impiegare, considerato quella che era la situazione fino a qualche mese fa, soprattutto in divenire, considerati tantissimi pensionamenti, quindi ben vengano le donne, anche se sono in sovrannumero va bene lo stesso, però possono darci una grandissima mano. Sei sicuro? Perché appunto io invece sentivo il parere di un altro tuo collega che diceva ma cioè poi alla fine comunque nelle sezioni, soprattutto quelli a rischio, praticamente ci stanno sempre i soliti. E dato che appunto noi per esempio ne abbiamo uno in particolare che dovrebbe partecipare anche lui, ma ancora non riusciamo a reperirlo, perché evidentemente lui sta in una... Quello che ti dicevo io è questo. La donna non la puoi impiegare nei reparti detentivi maschili, l'uomo non lo puoi impiegare nei reparti detentivi femminili. Però se c'è una norma che prevede che in una fase concorsuale, in un concorso, ci debba essere anche la partecipazione delle donne, perché precludere questa possibilità? No, anche perché poi dopo ti fanno ricorso e annullano quello che... Perché infatti su questa storia qua ci sono state 3 donne che hanno fatto ricorso ritenendo ingiusto che appunto la loro... Che la... l'hanno vinto. Il ricorso è del SINAP, se proprio lo vuoi sapere. Quindi concorso da ispettore, assolutamente sì. 3 appartenenti al SINAP e grazie al SINAP è stato vinto questo ricorso. Allora, ti dicevo, se in un istituto penitenziario, parliamo di un turno, ci sono 15 posti di servizio,
togliendo 2 o 3 posti che la donna non può presenziare, non può prestare servizio, perché comunque dove vi è presenza di detenuti assolutamente, e anche no. Ma in tutti gli altri 12 posti di servizio la donna può lavorare, quindi la donna può andare di sentinella, la donna può fare il primo cancello, la donna può fare la portineria, la donna può fare la sala di regia. Quindi sono tutti posti di servizio che tu vai a sgravare e vai a recuperare laddove tu hai una carenza di unità maschili. Utilizzi le donne, è ovvio, ma il collega non si può lamentare perché nei reparti detentivi non puoi impiegare la donna. Cioè, sì, La stessa cosa del reparto detentivo femminile, non puoi impiegare l'uomo, lo dice la legge, la norma, lo dico io, ma è giusto pure così per una questione anche di dignità. Caro quindi, Antonio, meno male, perché ti lascia immaginare se non ci fossero state le donne, il collega che si lamentava si doveva fare la sezione, la sala regia, la portineria, la sentinella, si doveva fare 10 posti di servizio. E quindi è meno male, dico io, che ci sono le donne, almeno vanno a coprire posti. È vero che ti dici sì, perfetto, ma se c'è la donna in servizio sono costretto a farmi io la sezione e la donna il primo cancello. Purtroppo è così. Però è meno male che c'è la donna, perché altrimenti dovresti fare sezione e primo cancello. Sareste sistemati male. Comunque ti fermo perché abbiamo qua con noi anche il nostro mitico co-conduttore, anzi, buongiorno, pronto? Ci sei? Buonasera. Buonasera. Ciao Fede. Gesù dice io vivo e voi vivrete. Sai perché? Perché gli ho mandato un messaggio dicendo sei vivo, perché visto che appunto non rispondeva, gli sarà successo qualcosa. Visto che del tempo di tornare a casa, magari. Come che andate nel panico quando non ci sono No, assolutamente. Chi ha panico? Che io pensavo di dover partecipare a qualche funerale, di doverti portare le corone. Accendo il telefono, quando muoio accendo sempre il telefono. Sì. Okay, meno male. Vabbè, senti. Privato, Fede pensa che in privato mi ha chiesto di preparare un comunicato di cordoglio, come grazie Federico per avermi allungato la vita oltremodo, il che è una maledizione, visto che la mia generazione sarà senza pensioni, perché tutti quelli che sbarcano qua non lavorano, la popolazione invecchia, quindi dal 2050 all'incirca lo Stato fallisce a pagare pensioni. Non lo dico io, lo dicono tutti, governo incluso. Quindi mi state augurando un futuro di povertà, quindi vi ringrazio. Fede, perché ti faccio una domanda? Scusami un attimo, perché quelli che stanno sbarcando, quelli che arricchiscono Piazza Duomo o altre piazze o stazioni o cosa, non sono risorse che ci devono pagare la pensione a noi? Però non lavoro, guai che non fanno lavori molto legali la maggior parte, o sono, insomma, costano più alla collettività per il welfare, per il mantenimento, che di quello che danno. Mi dispiace per la Confindustria, per la CGIL, per la Caritas. 10 anni fa fu fatta una ricerca che paragonava Regione Campania, che ha 6 milioni di abitanti, con i 6 milioni di immigrati. Ecco, 6 milioni di immigrati versano allo Stato 6 miliardi all'anno di IRPEF. 6 milioni di campani versavano all'epoca, 10 anni fa, ora versano sicuramente molto di più, 45 miliardi di euro di tasse. Quindi questo vi fa capire, con una popolazione uguale, identica, anche molto giovane, con problemi anche seri, perché purtroppo la Campania, sappiamo, c'ha una criminalità molto forte, c'ha una serie di aree sottosviluppate a causa di terremoti, insomma condizioni molto difficili, sovrappopolazione, il Vesuvio, sappiamo, insomma, la Campania ha tantissimi problemi, però insomma i cittadini campani facevano più di 10 volte a livello di IRPEF e produzione creata rispetto ai 6 milioni di immigrati. Quindi c'è qualcosa, o non conviene questa immigrazione o i campani sono straordinariamente produttivi, che sicuramente è vero. Io credo che alla collettività tutto questo non convenga, ci sono ben pochi che ne guadagnano e sicuramente non sono i cittadini italiani. Mi trovi pienamente d'accordo. Vabbè, però creano tanto lavoro. Pensate un po', se non ci fossero tutte queste risorse, che risorse non sono, ci sarebbero tanti disoccupati. Dici? Lo diceva anche Carlo Marx, che appunto gli operai dovevano ringraziare i capitalisti che esistevano, perché sennò loro non avrebbero avuto motivo di esistere e viceversa. Mi è sfuggita questa frase, compagno Magnetta, comunque l'andrò a cercare nel Capitale. Prova per cercare. Sinceramente non manifesto del Partito Comunista, dove l'ha scritto? Con le mani. C'era scritto.
Vabbè, queste sono battute polemiche, dai, insomma, Qua vabbè. ormai posso dire che Radio Popolare ci fa una sega. Siamo in fascia protetta, non si può dire. Una sega, quella per tagliare il legno. Non so cosa darei per vedere la faccia di Lorenzo. Questa battuta comunque va bene. È lì che se la ghigna sotto sotto la sua ciocca, eppure la nuova regista, anche ridono tutti e due. Però siamo poverelli, ecco, una mano al cuore e l'altra portafoglio, perché Radio Libertà è tanto povera, facciamo fatica ad accendere le luci. Abbiamo un generatore a criceti per mandare avanti la radio, cari amici a casa, per favore aiutateci. Ovviamente siamo in arretrato con gli stipendi dei registi di 6 mesi all'incirca. L'ultimo stipendio pagato a Lorenzo è stato in Frischis, cioè mangime per gatti, quindi amici a casa, per favore, date una mano a questa povera radio. L'anno prossimo, anzi lo possiamo fare già ancora adesso, perché siamo in tempo, se è passato solo gennaio. Facciamo un calendario di Radio Libertà dove mettiamo Mimmo in tutte le pose. Sai quante copie vendiamo, Fede? E così possiamo incassare i soldi da devolvere alla radio. Che ne pensi? Guarda, io ci sto a mettermi come modello, però se al mio fianco ci sei tu e pure Federico. Antonio e Federico è al mio fianco. Penso che lo dovreste fare, o no? Io poso anche nudo, però fa un po' freddo e quindi potrei rendere meno del necessario. Magari aspettiamo qualche mese e lo facciamo il calendario. Vabbè, torniamo agli argomenti seri, che abbiamo cazzeggiato pure troppo oggi. Non credo. Chi è che si esprime in questa maniera? Il senatore Ratti, il mitico senatore. No, pensavo qualcun altro di... No. Ok. C'è anche qualcuno della Brianza che gli somiglia, ma è un fuoriclasse. Allora, signori, io qua ho aperto la trasmissione dicendo appunto che ogni giorno nelle patrie galere italiane succedono di cotte e di crude. Abbiamo parlato appunto dei medici della polizia penitenziaria che sono appunto stati... è stato un decreto del Presidente della Repubblica di pochi giorni fa. Con Antonio abbiamo parlato appunto dell'altro decreto del Ministero della Giustizia, che appunto ha stabilito un concorso per altri 3.246 agenti della polizia penitenziaria. Ma con che soldi li paghiamo tutti questi? Tutta sta gente qua, quelli che vanno in pensione e quelli che vengono assunti, con che cosa li paghiamo? Vabbè, oggi mentre venivo qua sentivo che l'Italia è l'unico paese, il paese d'Europa che ha meno inflazione, ed è una cosa che appunto io non immaginavo mai di riuscire a sentire, insomma. Sembra che appunto ci sta andando meglio anche a livello economico, no? Però appunto se le risorse che arrivano poi non lavorano, anzi ci tolgono solamente soldi, come vengono pagate tutte queste persone qua? Antonio prima diceva le nuove assunzioni anche a livello femminile, meno male che ci sono loro, perché sennò il povero agente che appunto viene buttato nelle sezioni poi si deve fare anche i muri di cinta, le portinerie, le sale regie e cose varie. Ecco. Dove le andiamo a pigliare i soldi? Antonio, tu che sei vicino al sottosegretario, che sei in ambiente ministeriale, che dici a tal proposito? Ma io dico solo una cosa, che quando viene una previsione di tutti questi concorsi, quando comunque vengono investiti tanti denari per la sicurezza, bisogna solo dire bravo al governo, bravi a tutti coloro che devono amministrare, perché Federico te lo può confermare, come ti dicevo prima, nel 2025 1100 immessi adesso, 3.000 che partiranno a breve, e con il nuovo concorso di 3.200, ripeto, trovami un altro governo che in un anno ti fa un'assunzione e prevede l'immissione in servizio di circa 7.200 unità, allora dico, beh, perfetto. E poi qualcuno mi risponde, ma lo dovevano fare per forza. Ma per forza cosa? Per forza cosa? Che si sono ritrovati veramente alle macerie, c'era veramente, se non ci fosse stato questo governo, io veramente era da mettere l'esercito nelle carceri con tutti questi pensionamenti e altro. Sbaglio, Federico? Dai. Quindi bisogna solo dirgli grazie per l'ennesima dimostrazione di attenzione che questo governo sta dando al corpo di polizia penitenziaria, ma a tutte le forze di polizia in generale.
perché assunzioni ce ne sono da noi, ma ce ne sono in Polizia di Stato, nei Carabinieri, nei Vigili del Fuoco. Questo si chiama attenzione alla sicurezza, ok? Non attenzione ad altro come avrebbe fatto qualcun altro, come ha fatto qualcun altro in passato. Che voglio ricordare che i passati governi, la cosa principale che si pensava era indulto, amnistia, amnistia, indulto, sconti di pena, indulto, amnistia, amnistia, indulto, e le carceri si svuotavano di poliziotti, perché i turnover non assolutamente coperti. E oggi noi ci siamo ritrovati veramente con, come dice il Bonfede, con le pezze al sedere, ma meno male, che comunque al governo ci sono persone che, ripeto, attenzionano le forze di polizia e la sicurezza, e meno male che in 2 anni di governo oltre 11-12 mila assunzioni nel corpo di polizia penitenziaria. Meno male. Federico, che fai, taci? Comunque le assunzioni derivano dalla manovra che è stata approvata, quindi sono tutte già finanziate. I risparmi ci sono, vengono da 11 anni di mancate assunzioni, 11 anni di mancate manutenzioni, 11 anni dove non veniva comprato il vestiario, l'armamento, i mezzi, il gasolio, cioè 11 anni di disastro totale. Ecco da dove vengono i soldi. Quindi, purtroppo in questi 11 anni non è che sono stati risparmiati, perché voglio ricordare che i governi Monti, Renzi e Letta e Conte hanno creato il più grande debito pubblico della storia. Monti in particolare da solo ha creato il 25% di debito pubblico. Si parla sempre male del povero Bettino Craxi, ma nemmeno lui ci è mai riuscito. Nemmeno la peggiore Prima Repubblica è riuscita a fare il disastro che ha fatto il signor Monti al governo, e poi il resto ce l'ha pensato il signor Conte, anche là, un altro disastro. Ecco da dove vengono i soldi, che vengono dirottati in altre spese. Tuttavia il sistema è ancora oggi disastrato ed è difficile di partire, anzi quasi impossibile, tanto è vero che, ricordiamolo, buona parte dei giovani che arrivano, che indossano hanno l'onore di indossare della polizia penitenziaria, vedono lo stato delle cose e dicono no, io scendo dal treno, mi dispiace, me ne torno a casa e non riesco a biasimarli, mi dispiace. Anzi, forse è meglio così, perché abbiamo avuto fino a qualche anno fa gente che pretendeva di indossare la divisa della polizia penitenziaria e di non lavorare, dicendo no, ma io porto la divisa ma mica posso fare questo lavoro, tengo famiglia, mettetemi qua, imboscatemi di là. Allora preferisco questi giovani che vedono che non è cosa e che lasciano. Comunque, se questo accade, qualche domanda la dirigenza dell'amministrazione penitenziaria se la deve fare. Ecco, l'unica cosa che io imputo al governo è che, insomma, in cui biasimo il governo che ha messo i soldi, ha messo tutto, fondi, mezzi e tutto il resto, ma la dirigenza non l'ha toccata. Avrebbe dovuto fare un profondo turnover, perché purtroppo gran parte dei dirigenti che hanno provocato il disastro sono ancora là seduti a Roma e in periferia a fare guai. È una cosa che questo governo non è capace di fare in tutti gli ambiti, e in particolare nell'amministrazione della giustizia, compreso nell'amministrazione penitenziaria. Mi dispiace, ma se uno vuole governare è necessario fare lo spoil system, come dicono in America, cioè mettere persone capaci che non ti remano contro, e questo nell'amministrazione penitenziaria purtroppo non è avvenuto. Antonio, che rispondi? No, io concordo sul Federico sul fatto che comunque è ovvio che c'è una finanziaria che per la copertura di tutte queste assunzioni. Che rispondo? Rispondo che comunque, ripeto, vivo in prima persona certe dinamiche, certe situazioni, lavorando col sottosegretario Stellari posso toccare con mano l'attenzione che c'è di questo governo verso il nostro mondo, no? Il mondo carcere, il mondo polizia penitenziaria, perché noi lo guardiamo con l'occhio della polizia penitenziaria, però io credo che vada fatto un discorso molto più largo, un discorso a 360 gradi, perché comunque sono stati fortunatamente assunti dei direttori, altri 16 c'è un concorso in atto, ad oggi puoi contare su un direttore e un comandante in tutti gli istituti. Ricordo che Federico lo sa bene, fino a qualche anno fa c'era un direttore per 3 istituti, un comandante per 4 istituti, un comandante che ti arrivava per 2 giorni. Sono tante di quelle cose che hanno attenzionato il nostro mondo, e oggi possiamo dire che rispetto a qualche anno fa la situazione è migliorata. C'è tanto ancora da fare, tanto. Quindi l'importante è rimboccarsi le maniche e lavorare, perché l'obiettivo deve essere di quello di riportare gli istituti penitenziari a un livello certamente molto più all'avanguardia rispetto a quello che erano fino a qualche anno fa.
Quindi sono fiducioso semplicemente perché, ripeto, vivendo certe dinamiche, noto, vedo e tocco con mano l'attenzione di questo governo verso il nostro mondo, qualcosa che non c'era prima. Invece quello che noto e vedo e tocco con mano è l'attenzione in maniera negativa di una parte politica che nel quotidiano cerca per forza, ogni giorno, con argomenti veramente futili, di discriminare tutto quello che si sta facendo per la sicurezza e in questo caso per il mondo carcere. E questo deve far riflettere a chi ancora oggi ha il coraggio di andare lì e votare certi partiti e certe aree. Quindi, ripeto, però l'unica cosa da dire è che bisogna lavorare, 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 perché secondo me i margini di crescita ce ne sono ancora, di miglioramento più che di crescita. E dunque, ritornando al discorso iniziale, che è quello appunto della tipologia dei detenuti che appunto voi vi trovate a gestire, no? E prima abbiamo cominciato parlando appunto degli ospedali, degli OPG. In effetti, forse secondo me andrebbe fatta una proposta, le organizzazioni sindacali possono fare una proposta del genere di ripensare questa cosa e farli riaprire, perché appunto invece solo che agenti di polizia penitenziaria si assumono anche tantissimi psichiatri, ma se no appunto come si fa a risolvere questa problematica creata da tante persone affette proprio da malattie mentali? No, la problematica, Mimo, l'ha creata il senatore Marino del Partito Democratico, che ora è eurodeputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra. Facciamo nome e cognomi di chi ha creato i disastri. Però vediamo di proporre anche soluzioni. No, ma nessuno farà mai marcia indietro. Io voglio rammentare che la legge che ha abrogato gli ospedali psichiatrici giudiziari è stata votata anche da Forza Italia, con il giubilo dei media. Insomma, era la fine dell'ergastolo bianco, tutte queste cose qua. Chiare maggioranze di centro-sinistra più Forza Italia hanno voluto il disastro sulla pelle di chi ci lavora e sulla pelle della collettività. E questo va ricordato. Quando uno dice io non vado a votare, non serve un cazzo, vaffanculo, tutte queste chiamate che ci arrivano in radio dei bravi pirla, sappiate che ogni volta che fate così il PD ha un voto in più, oppure Forza Italia ha un voto in più, vanno a fare i governi insieme, sappiamo che anche ora c'è la tentazione di farlo, e votano queste cavolate qua. Una volta che tu distruggi tutto un sistema, non è che fai una legge e ricrei dal nulla, riporti i fiori, insomma torna tutto bello fatato come prima. Devi ricostruire da zero il tutto, e vi assicuro che è quasi impossibile ricominciare da zero. Il disastro è stato fatto e vedo molto molto complicato un governo che torni indietro. Voglio ricordare che siamo l'unico paese di Europa senza manicomi. In Francia, la Francia civile, dove il governo Macron, il signor Macron spesso dice l'Italia non rispetta i diritti umani, ha reclusi nei manicomi 44.000 persone, ripeto 44.000 persone, la popolazione è quasi uguale a quella italiana. In Italia zero. Fatevi una domanda e datevi una risposta. In Italia non esistono né manicomi criminali cosiddetti. Fa conto che infatti la Rai sta dando ancora in onda, anzi ha fatto quello che il nuovo film del Il Conte di Montecristo, io me lo sto guardando, me lo sto godendo, no? La Francia sicuramente appunto c'ha delle cose che a noi ci sono state precluse, per esempio in Italia c'è stato il psichiatra Basaglia che ha ottenuto la chiusura dei manicomi, e quello appunto poteva avere abbiamo un'ideologia anche nella medicina, abbiamo medicina democratica, psichiatria democratica, c'è anche la magistratura democratica. Cioè, ragazzi, e sono delle correnti che insomma hanno un'ideologia marxista, ma magari fosse marxista stalinista, tra virgolette, no, marxista nella peggiore dei termini, e portano l'ideologia nella medicina, nella psichiatria e nella giustizia. Anche là siamo un unicum in tutta Europa, penso che forse solo in Venezuela esistono cose del genere. Anche, cari cittadini, cari fenomeni che chiamate che non serve a niente votare, fanculo quello, fanculo quell'altro, scusate la volgarità, i volgari siete voi. Chi si disinteressa del suo futuro e quello della sua collettività, la prima persona volgare è idiota, e questo è anche grazie a voi che siete rimasti a casa, che ve ne siete fregati. Sapete che se vi dovete salvare da soli, non verranno i francesi, i tedeschi, i russi o gli spagnoli a salvarci, siete voi i primi protagonisti del vostro destino, quindi alzate il culo dalla sedia e fate qualcosa invece di criticare sempre. Vabbè, quello è per chi appunto dice che non vuole andare a votare, ma considerato che appunto stiamo conducendo una trasmissione in tre, appunto c'è Antonio che consuma la maggior parte delle sue giornate e delle settimane a Roma,
io la lancerei la proposta di prendere e chiedere la riapertura degli OPG. C'è una proposta che appunto a livello politico, una richiesta che si può fare e che ha anche un senso perché è motivata, insomma, non si può lasciare non si possono lasciare persone malate in mano cioè a gente che non ha la competenza per gestirle o per curarle, o no? Mimmo, guarda, io sono d'accordissimo con te, però oggi lanciare una proposta del genere significherebbe solo attirarsi l'ira di tutta quella gente che veramente non conosce la realtà ed è solo lì pronta a spararti addosso. Secondo me andrebbe fatta una riflessione più profonda e capire che c'è da intervenire, ma noi lo sappiamo, ma chi non conosce il nostro ambiente ti dirà sempre di no. C'è da intervenire, magari la riapertura degli OPG ad oggi la vedo veramente dura e difficile, però si potrebbe studiare un qualcosa di diverso, di prevedere delle strutture, non certamente quello che avevano previsto con la legge, quindi con le REMS, che lasciano il tempo che trovano, sono poche, piccoline e qualcuna è ancora chiusa, ma prevedere delle strutture anche detentive, magari una struttura per territorio, una al nord, una al centro, una al sud, dove mettere dentro tutte queste persone e in quella struttura prevedere una massiccia presenza di professionisti legati alla medicina, quindi parliamo di medici, psichiatri, psicologi, operatori sociosanitari e ovviamente una piccola parte di poliziotti per garantire la sicurezza. Allora sì, un progetto del genere potrebbe essere accolto in maniera diversa, perché tu metti in primo piano quello che è la salute di una parte dei detenuti che purtroppo noi sappiamo che sono fuori di testa e certamente non li posso gestire io e non li può gestire Federico o qualcun altro, perché nella vita abbiamo scelto di fare i poliziotti, non un altro lavoro. Però prevedere delle strutture dove tenere dentro queste persone e queste strutture devono ovviamente prevedere, come dicevo prima, una massiccia presenza di operatori sanitari, allora sì, mi trovi pienamente d'accordo. Il problema è il problema che in questi casi devi far convergere vari ministeri, perché non è un lavoro che può fare solo il Ministero della Giustizia, perché il Ministero della Giustizia può partire, poi ci deve essere il Ministero dell'Economia e poi ci deve essere il Ministero della Salute, perché operatori diversi, i medici devono essere gestiti dal Ministero della Salute. Troppe gestioni mi stai tirando in ballo e qua abbiamo solamente un minuto al termine della nostra trasmissione. Necessariamente Antonio, questo è un argomento che dobbiamo trattare un'altra volta, però, perché è troppo lungo, però sicuramente è un argomento che va trattato. Mi trovi pienamente d'accordo, però io ti devo dire la verità, perché potevo pure risponderti in maniera diversa. Sì, Mimmo, tranquillo, non ti preoccupare, col tempo vediamo, facciamo la proposta, riapriamo i manicomi, ma so che ci ascoltano da anni e in questa trasmissione tu, Federico, io una cazzata non abbiamo mai detto. No. Se parliamo di cose serie, spesso ne spariamo peraltro, però bisogna sempre dire la verità e quindi trovare delle soluzioni, e per me questa potrebbe essere una soluzione, ma vanno messi insieme vari ministeri, perché ripeto, per l'area sanitaria tocca che interviene il Ministero della Salute, per quanto concerne gli investimenti economici devi sentire il Ministero dell'Economia e quella che è la gestione giudiziaria è di competenza del Ministero della Giustizia. Quindi mettere insieme tante cose non è facile, le soluzioni ci sarebbero pure, però vanno comunque, non c'è una facilità di attuazione, bisogna studiarle bene e ci deve essere la volontà di tutti per portarle a termine, perché ci può essere una parte che è interessata, ma un'altra parte che non è interessata e ti dice sì, dai, poi vediamo, e quindi il problema tu non lo risolvi. No, ma infatti i problemi non si possono risolvere, però comunque si può lanciare un'acqua, cioè un sasso nello stagno e provocare un attimino un po' di qualche piccolo maremoto. D'altronde, stavo pensando, ci potrebbero prendere e creare una struttura del genere in Albania. L'ha fatta la Meloni, perché non ritentarla anche con tutti i matti che stanno nelle prigioni italiane. Comunque è stata una si tratta di comunque persone straniere che ancora devono arrivare in Italia o che arrivano in Italia. Tu immagini una proposta Albania dove mettere dentro tutti i malati psichiatrici, scoppia il finimondo. Antonio, ti devo interrompere con una battuta, una frase famosa: tanti nemici, tanto onore. Noi siamo abituati
ad averne tantissimi. Dai, fai la chiusura perché sennò ci cacciano. A te la chiusura, Antonio. Sempre la libertà per lo spazio che dedica al nostro mondo. Grazie a te Mimmo, grazie a Fede, ci vediamo, cerco di essere lì venerdì di presenza. E niente, viva la Polizia Penitenziaria e viva il SINAPPE. Ciao, rimanete tutti su Radio Libertà. Avete ascoltato